La città di Favara ospita oggi nella sua splendida piazza Cavour la manifestazione ufficiale provinciale per la festa dell'unità nazionale e delle forze armate. Il prefetto, le massime autorità militari e civili della provincia, unitamente a una grande e folta rappresentanza di studenti, per ricordare ancora l'importanza dell'unità nazionale e il grande valore delle forze armate per la nostra Italia. È un momento di richiamo all'unità della nazione e di riconoscimento alle forze armate per il grande lavoro che svolgono al servizio del Paese, quindi unità nazionale e festa delle forze armate. Qui in questa comunità che, come vedete, ha risposto molto bene, la piazza è piena anche di ragazzi delle scuole, ecco, questa è l'altro aspetto di questa giornata, il coinvolgimento degli studenti, quindi celebriamo istituzioni e studenti insieme, una ricorrenza che non è solo simbolica, non è solo commemorativa, ma è un momento di riflessione dovuto, perché il nostro Paese ha bisogno di valori forti in cui riconoscersi. Per noi è un onore, abbiamo fatto la richiesta un po' di tempo fa, fortunatamente la nostra richiesta è stata accolta e con onore oggi ospitiamo questa ricorrenza, questa festa importante che ricorda anche il sacrificio che le nostre forze armate hanno fatto nelle due guerre ma anche nel dopoguerra per mantenere la pace in giro per il mondo. Il monumento ai caduti dimostra proprio che anche Favara ha dato il suo contributo. Ma lo abbiamo sempre detto, sia nella prima che nella seconda guerra mondiale e soprattutto anche nella guerra di liberazione, i favaresi hanno dato un contributo enorme alla crescita di questa nazione. Noi lo ricordiamo, l'abbiamo ricordato a maggio con il centenario del monumento dei caduti, lo rinnoviamo oggi con la presenza delle più alte cariche militari e civili della nostra nazione qua presenti oggi. Che cosa vuol dire per Favara avere qui tutta la maggiore rappresentanza militare e civile della provincia? È un fatto importante perché, come diciamo sempre, la presenza dello Stato ci può aiutare a garantire quel presidio di legalità che serve e serve soprattutto a dimostrarlo ai giovani per dare degli esempi importanti. La scelta di Favara è avvenuta di concerto con la prefettura, è stata una scelta importante perché vogliamo lanciare un messaggio di vicinanza alla popolazione. Le istituzioni e la cittadinanza sono molto vicine in questo momento. Da un lato celebrano insieme la giornata delle forze armate e quindi ringraziano coloro i quali si adoperano per portare la pace nel mondo, e gli italiani sono stati tra i principali artefici di tante attività, azioni di pacificazione a livello internazionale. Ma dall'altro lato celebriamo anche le forze di sicurezza, le forze di polizia, coloro i quali tutti i giorni si impegnano per le nostre strade per garantire sicurezza ai nostri giovani. E sono i giovani da cui vogliamo partire, i giovani che vedete numerosi presenti in questa piazza, i giovani che rappresentano il nostro futuro, coloro i quali sono la rinascita di questo Paese, sono coloro i quali su cui dobbiamo investire e dobbiamo necessariamente porre maggiore attenzione in modo tale da garantirgli un futuro migliore.